82 nuovi contagiati nella Marca nelle ultime 24 ore, intanto scendono a 43 i positivi nell'ex caserma Serena, ma la notizia che uno dei facinorosi arrestati si trovava nel grattacielo di via Pisa fa infuriare il sindaco. Le famiglie degli anziani in casa di riposo chiedono di poter fare visite con maggiore libertà ai propri cari, non solo guardandoli, ma anche abbracciandoli. All'Isra di Treviso si sta lavorando per renderlo possibile. 13 anni fa a Gorgol Monticano l'orribile morte dei coniugi Pelliciardi, torturati e massacrati da quelle che furono chiamate le belve di Gorgo. Le parole oggi del figlio Daniele: giustizia piena non ci sarà mai per quello che hanno fatto. Un 38enne grave in ospedale dopo essere caduto da 7 metri mentre stava lavorando alla potatura di un albero a Roncade. L'incidente stamane. Si è accasciato a terra mentre stava recando a un pranzo in montagna con alcuni ex colleghi. Malore fatale per un 67enne di Fonte, il dramma Pianezze. Famiglie di Fontanelli in viaggio verso le vacanze a Bivione, ferite in un grave scontro con un'altra auto. A Portoguare in ospedale anche una bimba di 6 anni, più grave è lo zio. Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di San Biagio di Callalta. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio. Il Covid costringe ad annullare la 61esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato a Longarone. In decenni di storia era stata sospesa una sola volta nel 63, subito dopo la tragedia del Vajont. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora, in primo piano l'ultimo aggiornamento sui positivi, nuovi contagiati nella Marca trevigiana. Lo apprendiamo dal bollettino dell'azienda Zero del tardo pomeriggio e come vediamo dai 102 nuovi positivi in Veneto nelle ultime ore, 62 si trovano nella Marca trevigiana, il maggior numero, come era accaduto anche ieri, il maggior numero in tutto il Veneto. Diventano 82 nell'arco di 24 ore, se aggiungiamo anche i 20 che risultavano nel bollettino di questa mattina. Ovviamente Treviso sconta anche i cluster, i focolai della ex caserma Serena e anche dell'azienda di Vazzola. A questi ultimi, a questi cluster, diciamo, a questi focolai si aggiungono casi singoli e contati di casi per un totale appunto di 82 in totale, 62 nelle ultime ore. Riguardiamo la tabella che ci informa come a Treviso sono 724 i casi attualmente positivi, restano 331 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, i negativizzati 2486. Dunque dicevamo i focolai, i cluster dell'ex caserma Serena e dell'azienda di Vazzola. Partiamo dall'ex caserma Serena, dove però la buona notizia è che rimangono adesso 43 i positivi all'ex caserma appunto di Dosson, tra Dosson e Treviso, quindi scende ancora il numero dei positivi. I contagi erano arrivati qui a 244 tra richiedenti asilo e operatori. Intanto però la notizia è che uno dei 4 facinorosi arrestati nei giorni scorsi dalla polizia avesse trovato rifugio nel grattacielo di via Pisa ha fatto infuriare il sindaco Mario Conte. Un'altra significativa percentuale di ospiti dell'ex caserma Serena di Dosson si è negativizzata. I tamponi eseguiti 2 giorni fa dal personale dell'ULSS 2, ben 220 relativi a 204 richiedenti asilo e 16 operatori, hanno dato un primo esito incoraggiante. 129 quelli che si sono negativizzati, 8 quelli nuovamente negativi, scampati quindi dall'inizio al contagio, mentre i positivi rimangono 43. Numeri che, se confermati dai nuovi tamponi effettuati nel pomeriggio ai negativizzati, sarebbero ben diversi da quelli di qualche settimana fa, quando i positivi erano passati da 133 a 244. Grazie all'alacre del lavoro dell'autorità sanitaria dell'ULSS 2 si è riuscito a fare un numero di tamponi immenso. Io vivo anche altre realtà dell'accoglienza, come è noto, e quello che sta facendo la nostra ULSS io ritengo sia incommiabile. Ecco, certo, quello che abbiamo capito è che questo virus ha un inizio e ha una fine. Come ha avuto un inizio, passeranno i giorni e i ragazzi si negativizzeranno. Di trovare un rilevante numero di nuovi negativi se l'era augurato anche il direttore generale dell'ULSS 2. Proprio per arrivare
alla fine del mese alla negativizzazione di tutte le persone che sono all'interno dell'ex caserma Serena. Intanto la notizia che uno dei 4 richiedenti asilo arrestati nei giorni scorsi in seguito ai disordini di metà giugno all'ex Serena si era allontanato dalla struttura trovando alloggio nel grattacielo di via Pisa ha mandato su tutte le furie il sindaco di Treviso Mario Conte. È necessario che ora, oltre al pugno di ferro, venga disposta una mappatura chiara e dettagliata di tutti i luoghi dove vengono eventualmente ospitati i migranti, ha tuonato con un post su Facebook. Inoltre vanno potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine. L'accaduto, rincara Conte, è la conferma che anche le forme di accoglienza diffusa fanno acqua da tutte le parti. E poi c'è l'altro focolaio preoccupante, quello dell'azienda agricola Trevalli di Vazzola. L'ULSS 2 ha proseguito oggi i tamponi tra i lavoratori. A questa mattina i tamponati erano 348, di cui 57 positivi. Nel pomeriggio sono stati sottoposti a tampone gli ultimi 130 lavoratori, esami che consentiranno la chiusura dell'indagine epidemiologica in corso. Gli operatori attualmente in ferie faranno screening prima del rientro al lavoro. In tutto i dipendenti da testare, come sappiamo, sono 675. Va anche aggiunto che i positivi sono attualmente tutti asintomatici. La prossima settimana gli operatori dell'azienda sanitaria ritesteranno i soggetti negativi. E intanto, mentre i contagi continuano comunque ad aumentare, le famiglie degli anziani in casa di riposo di contro chiedono però con insistenza di poter far visita con maggiore libertà ai propri cari, non solo guardandoli ma anche accarezzandoli, abbracciandoli, un'esigenza insomma che da più parti viene posta in essere. Allora all'ISRA di Treviso si sta lavorando per renderlo possibile, vediamo come. Oggi è il tema centrale, quello di cercare di fare in modo, preservando la garanzia della salute, che le persone possano abbracciarsi, come marziani magari, ma ci proviamo insomma. Da una parte la crescita dei contagi che non risparmia neppure le case di riposo, dall'altra la pressante richiesta dei familiari degli ospiti di poterli vedere con maggiore frequenza e di poterli accarezzare, abbracciare, non solo guardarli a distanza con la mascherina, magari attraverso un plexiglass. All'ISRA di Treviso è allo studio una novità che potrebbe permettere nuovamente il contatto fisico. Ognuno di noi vuole abbracciare e accarezzare la persona a cui si vuole bene. Addirittura in qualche caso qualcuno usa un bastoncino per sentire il corpo dell'altro ma senza contaminarlo. Noi stiamo cercando di elaborare un'ipotesi nella quale, ad esempio, mascherando in modo più consistente la persona, si possa arrivare a un abbraccio. Se io copro completamente la persona, posso anche pensare che può abbracciare l'altra persona per 1 minuto o 2 minuti, che è un abbraccio che vale una vita. A coprirsi da capo a piedi sarebbero i visitatori. Non vogliamo dare false speranze, dice il direttore delle case di riposo trevigiane, ma ci stiamo lavorando. È chiaro che la prudenza è massima. Il presidente dell'ISRA, Michelon, ribadisce che la priorità rimane tener fuori il Covid dalle strutture. Noi dobbiamo tutelare soprattutto la vita delle persone, ci sono le videochiamate, le telefonate, gli incontri cerchiamo dove possiamo di farli almeno una volta nei 15 giorni, dove possiamo una volta alla settimana, stiamo dando il massimo perché ogni persona ha un papà, una mamma, ci rendiamo conto di questo, però la vita fisica è la prima cosa che dobbiamo tutelare. Per riuscirci ognuno deve fare la sua parte. Tutti siamo in sofferenza d'aria, ci manca l'aria, manca a noi, manca agli anziani, manca ai familiari. Ecco, diamoci una mano, ecco, l'appello è diamoci una mano nella speranza che questa storia così brutta insomma possa finire quanto prima. Adesso apriamo la pagina della cronaca, ma la apriamo con un evento di cronaca di 13 anni fa, ma è un evento che ha cambiato davvero tutti per sempre. La parola giustizia non c'è mai per un figlio che perde i genitori e penso che non ci sarà mai fino a che ci sarà la mia vita, insomma.
C'è un prima e un dopo Gorgo al Monticano. Prima di tutto per loro, Daniele Pellicciardi e la sua famiglia, che giustizia, nonostante le condanne, non l'avranno mai veramente. Ma c'è un prima e un dopo Gorgo anche per tutti, per il Veneto, per la Marca. Il 21 agosto 2007 è una cesura, perché è forse da quel giorno che il non sentirsi più sicuri in casa è diventata una sensazione netta, che nessuno è più riuscito a scrollarsi di dosso. Non era pensabile che si potesse arrivare a tanto. Guido e Lucia, preda delle belve, in un orrore impossibile da dimenticare, nemmeno 13 anni dopo. Resta il ricordo dei miei genitori, che quello non andrà mai via. Guido Lucia, custodi da appena 5 mesi di Villa Durante. Notte tra il 20 e il 21 agosto il piano delle belve si concretizza. Il basista, il 18enne Alin Bogdaneanu, è al lavoro, fa l'operaio. È stato lui a fornire tutte le indicazioni a Naim Stafa e Arthur Lesch, entrambi 33enni, che sorprendono la coppia nella dépendance per farsi dire dove sono le chiavi della villa e i codici della cassaforte, che i poveri coniugi non conoscono. Vengono torturati e massacrati con 180 colpi di cacciavite e sprangate, prima che le belve se ne vadano con appena 600 euro, lasciando dietro di loro un lago di sangue, una scena raccapricciante, scoperta per i maledetti casi del destino proprio dal figlio Daniele, guardia giurata. Uno shock per tutti e un'indagine serrata dei carabinieri che appena 2 settimane dopo mettono le mani sui 3 responsabili. In un drammatico sopralluogo Arthur Lesch ripercorre assieme agli inquirenti quella notte di violenza inaudita. La borsetta dov'era? Là. Il 20 dicembre dello stesso anno proprio Lesch si toglie la vita in carcere, mentre al processo di primo grado Stafa viene condannato all'ergastolo, Bogdaneanu a 20 anni. In secondo grado conferma dell'ergastolo e 18 anni per il romeno, ma la Cassazione annulla la sentenza facendo ripetere il processo di appello. Nel giugno 2014 le condanne per entrambi diventano definitive. La teoria di un quarto uomo presente al momento del delitto non ha mai trovato risultanze certe, anche se ha aleggiato a lungo come ombra sulla vicenda. 13 anni dopo resta un segno indelebile per Daniele, che ancora oggi non riesce ad avvicinarsi a quella villa e che per gli assassini ha poche parole. Non provo nulla perché so solo che i miei genitori sono lì e loro sono ancora vivi, insomma, che siano come siano, comunque sono ancora vivi. Meglio allora ricordare i volti di Guido e Lucia prima della tragedia, una messa nella chiesa di Gorgo come ogni anno per perpetuare l'omaggio e un pensiero a come sarebbero oggi se quella maledetta notte non fosse mai arrivata. Sarebbe quella di un normale figlio con i genitori pensionati, insomma, con i loro acciacchi, invece questo purtroppo non può essere. E adesso ripartiamo con la cronaca di oggi, con un serio infortunio sul lavoro che si è verificato stamane alle 9 in via Capesaro a Roncade. Un 38enne albanese residente a Musile di Piave è caduto da un'altezza di circa 7 metri mentre stava eseguendo dei lavori di potatura di una pianta nel giardino di una 53enne romena. Il 38enne è titolare di una ditta specializzata in manutenzione di tetti e coperture. Nella caduta ha riportato la frattura di un femore. Sul posto è atterrato l'aereo di soccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Cafoncello, dove si trova ora ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal. Un dramma invece sul Monte Cesen, dove intorno a mezzogiorno oggi un uomo ha perso la vita. I dettagli. Si è cacciato a terra mentre si stava recando ad un pranzo in montagna con alcuni ex colleghi. Malore fatale per Pietro Querra, ingegnere di 67 anni di Fonte Alto, ex dipendente dell'Acme di Valdobbiadene, nella storica azienda di motori per l'agricoltura. Tutto è accaduto intorno al mezzogiorno di oggi, in zona Pianese, nella valle di Malga Fossazza, a poca distanza da Malga Mariec, dove Querra aveva l'appuntamento per il pranzo. L'uomo, mentre stava camminando, ha accusato un malore accasciandosi a terra e perdendo subito conoscenza. I compagni di passeggiata hanno subito tentato di chiamare i soccorsi con il cellulare, ma purtroppo in quella zona non c'è copertura. Solo una volta a Malga Mariec è partita la macchina dei soccorsi con l'elicottero del SUEM che ha cercato di arrivare in zona nonostante le nubi basse, e un'ambulanza che successivamente ha raggiunto la località constatando purtroppo che per Querra, colpito da infarto, non c'era più nulla da fare. E poi una famiglia di Fontanelle che nella scorsa serata, nottata di ieri, era in viaggio verso Bibione per le vacanze. C'è stato uno schianto con un'altra auto, ferita anche una bimba di 6 anni.
Grave incidente stradale nello scontro semifrontale di Portogruaro con 5 feriti, tra cui una bimba di appena 6 anni. L'incidente l'altra sera all'incrocio della frazione di Viola, 34 abitanti appena, quando una Opel condotta da un 67enne del posto e che proveniva da Lugugnana si è scontrata con una Ford che giungeva dalla direzione opposta e con a bordo una famiglia di Fontanelle, in provincia di Treviso, che si stava recando in vacanza a Bibbione, con padre, madre e la piccola di 6 anni. Alla guida lo zio, e quest'ultimo ad aver avuto la peggio, riportando un grave trauma cranico nel violentissimo impatto con le due auto rimbalzate entrambe come proiettili, la Ford finita nel canale Viola e la Opel catapultata contro il guardrail. A salvare la bambina il fatto fosse saldamente assicurata al seggiolino. Lei e i genitori sono feriti, ma fortunatamente non in modo grave. Sul posto i carabinieri di Portogruaro. Una colonna di fumo nero, la paura evidentemente per i proprietari. Le fiamme che sono sviluppate da un garage hanno aggredito una parte dell'abitazione, è successo a San Biagio di Callalta. I vigili del fuoco sono arrivati giusto in tempo per scongiurare il peggio in questa abitazione lungo la Postumia, poco fuori dal centro di San Biagio di Callalta in direzione Oderzo. Una densa coltre di fumo si è sprigionata dalla rimessa, poi le fiamme subito altissime e minacciose, ben visibili anche dalla statale. L'allarme scatta poco dopo le 13:30, ad accorgersene gli stessi proprietari che in quel momento si trovano in casa, ma solo l'intervento dei pompieri impedisce alle fiamme di avvolgere la parte abitata e di rendere la struttura inagibile. Tutto questo stando a una prima ricostruzione a causa di alcune conserve di sugo che stavano cuocendo sul fuoco, da cui si sarebbe sviluppato l'incendio. Sul posto a scopo precauzionale anche il SUEM, ma nessuno si è fatto male e le ambulanze sono rientrate vuote al Cafoncello. Ad assistere alle operazioni di soccorso anche il sindaco di San Biagio. L'importante è che tutti stiano bene e che non ci sia nessun danno alle persone. Ecco, stiamo vedendo alle cose, sì, ci sono dei danni, stanno ancora intervenendo, però purtroppo succedono, ma speriamo per il meglio. Vedremo di essere vicini alla famiglia, perché in questo momento la famiglia ha bisogno di un supporto non solamente morale, ma anche essere vicini per poter vedere cosa si può fare per aiutare. L'odio social colpisce in queste ore due esponenti del Partito Democratico della Marca, lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Una consigliera comunale di Pederobba e candidata Dem alle elezioni ha denunciato l'uomo che su Facebook le ha consigliato di spararsi la testa. Ha detto ai nostri microfoni: le parole sono pietre. Sono stata dai carabinieri questa mattina perché ho ritenuto corretto denunciare quanto mi è accaduto nella giornata di ieri. Ho trovato un post un commento nella mia pagina Facebook di una violenza e un'aggressione verbale, direi inaudita. Conferma di essere stata dai carabinieri Luciana Fastro, consigliere comunale a Pederobba e candidato del PD alle prossime elezioni regionali. Quel messaggio di morte sulla sua pagina Facebook proprio non se lo aspettava, lapidario e freddo, ogni parola un fendente. Sparati alla testa. Parole che sono comparse a corredo di un post di Fastro dove annunciava semplicemente la sua presenza a uno stand elettorale al mercato di Cornuda con l'altro candidato Andrea Zanoni. L'autore del messaggio è un uomo, il suo nome è stato trasmesso ai militari che adesso stanno facendo tutte le verifiche del caso. Da consigliere comunale militante Fastro si è posta tanti interrogativi. Mi sono chiesta a che livello siamo arrivati di odio, di mancanza di rispetto per le persone che possono non avere le tue stesse idee o per le quali non sei d'accordo nelle proposte, in questo caso politiche. Tante le attestazioni di solidarietà alla candidata Dem anche dagli altri fronti. A un mese dalle elezioni regionali la speranza è che il confronto fra idee prevalga sull'odio social, perché una cosa è certa, parafrasando un libro di Carlo Levi. Ogni parola è una pietra e ha delle conseguenze. Vittima di Facebook, ma in un altro contesto, un'altra esponente del PD, la consigliera comunale di Treviso Antonella Tocchetto, il cui nome è stato usato illecitamente per promuovere
guadagni facili. Ero stata taggata in un video o in uno scritto dove appariva proprio il mio nome, Antonella Tocchetto, con un guadagno facile di 20.000 euro. Questo è un reato, tanto è vero che io oggi pomeriggio mi appresto a denunciarlo alla Polizia Postale. Consigliera comunale del Partito Democratico e avvocato, il nome della trevigiana Antonella Tocchetto è stato utilizzato a sua insaputa come garanzia di un guadagno facile attraverso i bitcoin. L'ignara testimonial di quella che è evidentemente una truffa via social ha a sua volta pubblicato un post in cui mette in guardia dal dare credito a quello che altro non è che un raggiro. Attenzione a tutti, non solo a me ma a tantissime altre persone, perché ci sono questi post su Facebook dove prevedono un guadagno facile in un momento difficile come il nostro che stiamo attraversando. Non si guadagnano 20.000 euro con un click su Facebook, questo ve lo posso assolutamente assicurare, anzi è proprio un reato. E il mio nome appariva proprio a Rete Le Cubitabili, per cui sembrava che quasi io, sia come personaggio pubblico che come avvocato, sia promotrice di guadagni facili. Ciò non è vero. Social network armi a doppio taglio, ammonisce Tocchetto, riferendosi anche ai commenti violenti contro la candidata PD Luciana Fastro. Chi vuole fare il leone da tastiera, nel caso mio è una certa Silvia di Casale sul Sile che mi tagga sul bitcoin, e così vale anche per Luciana, sono cose che danneggiano la persona ma soprattutto danno informazioni sbagliate, per cui io invito tutti coloro che capitano su queste situazioni qua di denunciare, perché per fortuna abbiamo una buona polizia, abbiamo una buona polizia postale e poi i leoni da tastiera vengono individuati e subiscono un processo penale. Adesso guardiamo un po' il cielo, che tempo farà nel weekend, ce lo dice come ogni venerdì il generale Iannicelli. Una vasta area anticiclonica ancora ci interessa, è robusta, molto vasta, e per questo tende a proteggerci in modo forte, ma a proteggere soprattutto la pianura. Le Alpi restano scoperte, un po' tutti i rilievi, e lì scorre qualche sistema perturbato che indirettamente farà sentire i propri effetti anche in pianura. In concreto diciamo che domani ancora su tutte le nostre zone, almeno di pianura, il cielo sarà in prevalenza sereno con modesti cumuli durante il pomeriggio. Dalla serata proprio un sistema perturbato, la coda di un sistema perturbato sulle Alpi, potrebbe farsi sentire anche su di noi, quindi ci sarà un aumento della copertura e localmente anche qualche brevissima precipitazione, ma soprattutto sulle zone pedemontane. Per domenica una nuvolosità che ci potrà interessare soprattutto nella prima parte, poi dei rasserenamenti. Poi il tempo proseguirà nella prossima settimana con lunedì ancora di un po' di variabilità, un cielo, non sono previste precipitazioni, ma un cielo abbastanza nuvoloso, e poi 4-5 giorni di tempo stabile. Fine prossima settimana dovrebbe peggiorare, ma questo lo confermeremo. Intanto per questi 2 giorni i venti saranno deboli, di direzione variabile, a regime di brezza fortunatamente sulle coste. Le temperature ancora nettamente sulla media, sopra la media, e poi tenderanno a calare la prossima settimana. Comunque ancora minime dai 20 ai 22 gradi, massime dai 32 anche 34 gradi. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. E ripartiamo dalla cronaca, perché è stato trovato il corpo del turista disperso nelle acque delle cascate di Fanes a Cortina. Il corpo riafferrato stamattina dopo una settimana esatta di ricerche. Il corpo di Alfonso Maria Lostia è riaffiorato questa mattina nel catino d'acqua alla base della cascata bassa di Fanes a Cortina d'Ampezzo, a una settimana esatta dalla tragedia accaduta nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Stamattina tutto era stato predisposto per la ripresa delle operazioni allo scopo di depotenziare la caduta dell'acqua e permettere ai soccorritori di scandagliare il fondo del catino, ma non è stato necessario. Poco prima delle 8 i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza che si erano portati sul posto hanno notato qualcosa che galleggiava sotto la cascata. Il corpo dello sfortunato turista è stato rilasciato dal gorgo formato all'interno della roccia in cui era rimasto impigliato e che ha impedito ai soccorritori le operazioni di recupero in sicurezza. L'uomo, come ricorderete, era in compagnia della moglie per un'escursione lungo il sentiero attrezzato in Val di Fanes quando era stato travolto dalla furia dell'acqua del torrente, la cui portata era aumentata dopo un episodio di maltempo, e trascinato nella vasca d'acqua profonda una decina di metri, dalla quale non è più riemerso.
38 anni, romano d'origine, Alfonso Maria Lostia era un apprezzato tossicologo e da un paio d'anni si era trasferito a Parma, dove lavorava alla EFSA, il quartier generale dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. L'uomo svolgeva la sua attività nell'unità di valutazione dei prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda il Covid, i casi di Covid, ha creato una certa apprensione la positività riscontrata in un'infermiera del Santa Maria del Prato di Feltre, che in ambito ospedaliero svolge un'attività di supporto trasversale a favore di varie unità operative. Per quelle maggiormente interessate dal lavoro dell'infermiera, chirurgia e geriatria, sin da ieri a scopo massimamente precauzionale, in attesa dell'esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti e sono stati rinviati di un paio di giorni i ricoveri programmati. Fortunatamente tutti i tamponi riferiti ai contatti tra il personale e i degenti sono risultati negativi. In giornata sono state evidenziate, al di là di questo, 6 nuove positività che riguardano un giovane polacco rientrato dal proprio paese, un albanese rientrato da una vacanza in Croazia, 2 non residenti di ritorno dalla vacanza in Sardegna e attualmente villeggianti in provincia, una bellunese isolata e in quarantena con i familiari e un'altra bellunese risultata contatto di caso noto, già isolata insieme a familiari e contatti stretti. Adesso invece il lupo e le predazioni del lupo. Aveva resistito all'attacco del lupo lo scorso 14 marzo, ma l'altra notte il grande predatore lo ha puntato nuovamente e questa volta ha avuto il sopravvento. Parliamo di Martino, il vecchio asino conosciuto nell'Enti Aiese per accompagnare San Nicolò durante le festività e che è caduto sotto i colpi mortali inferti dal lupo che lo ha dilaniato. La sua carcassa è stata recuperata dal proprietario che ha informato il veterinario e le guardie provinciali intervenute sul posto. In Alpago invece, a Malga Manteo, a Colindes, il lupo ha spaventato una cavalla che per cercare di scappare ha trovato la morte tra le corde elettrificate del recinto. L'animale è stato recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco. Ancora il Covid adesso, il Covid che costringe ad annullare la 61esima mostra internazionale del gelato a Longarone. Solo una volta era accaduto una sospensione della mostra ed era successo dopo la tragedia del Vajont. Quest'anno pensiamo di posticiparla al 2021 e poi riprenderemo con Agrimont. Comunque la normalità è collegata anche alla situazione sanitaria e questo purtroppo non ci è dato ancora di saperlo con certezza per il prossimo futuro. Il countdown nel sito ufficiale della Mostra Internazionale del Gelato non si è ancora fermato, ma la decisione è già stata presa. L'edizione numero 61 della MIG quest'anno non ci sarà e ad anticiparlo è lo stesso presidente di Longarone Fiere ai nostri microfoni. Una decisione sofferta in oltre 60 anni di storia. La MIG si fermò solo nel 1963 perché l'onda del Vajont rase al suolo ogni cosa e si dovette ripartire da zero. Questa volta è l'emergenza Covid ad aver mandato in tilt il sistema fieristico internazionale e pur nel suo piccolo Longarone si sta leccando le ferite. Noi abbiamo un buco di bilancio, lo avremo anche, temo, l'anno prossimo perché se andiamo avanti così è difficile riorganizzare le fiere come precedentemente. Dobbiamo fare molta attenzione alla spesa. Nel quartiere fieristico di Longarone si lavora comunque ad un grande evento che nei fatti sostituirà l'annuale appuntamento dedicato al gelato artigianale. A dicembre si terrà il Forum della Gelateria, una 2 giorni che varrà come speciale momento di confronto fra gli addetti del settore. Il Covid non fermerà il Festival delle Foreste, in programma dall'11 al 13 settembre fra Longarone e il Cansiglio. Avremo quindi a Longarone il Festival delle Foreste che in realtà voglio proprio andare nel dettaglio. Il Festival delle Foreste non è che riguarda solo il tema foresta-legno, ma riguarda il problema più ampio dell'ambiente, del cambiamento climatico. Archiviato il Festival delle Foreste, i padiglioni ospiteranno in successione Dolomiti Show, la fiera dedicata all'offerta turistica della montagna bellunese, e a seguire a Redamont, la mostra dell'arredare in montagna. 11 anni fa la tragedia di Falco in cui persero la vita i componenti dell'equipaggio del SUEM, Dario De Felip, Fabrizio Spaziani, Stefano Da Forno e Marco Zago. Domani pomeriggio nella Basilica Minore di Cortine, non a Riogere, luogo del disastro, sarà celebrata una messa in suffragio quel giorno. Ha scritto oggi il presidente della regione Luca Zaia. La montagna si riprese 4 suoi figli prediletti che avevano eletto a loro missione di vita aiutare chi in montagna si trovava in difficoltà, rischiando la loro vita per salvare quella degli altri. Nel suo messaggio
Zaia ha rilanciato il suo monito a tutti coloro che frequentano la montagna: rispettatela, imparate a conoscerla, non commettete imprudenze, non cadete in sottovalutazioni, perché ogni volta che vi trovate in difficoltà, uomini come le vittime di Rio Gere salgono in cielo e rischiano la vita per salvare la vostra. Domani dunque le celebrazioni per la tragedia di Falco. Siamo in chiusura, vi ricordo soltanto che Ring, l'appuntamento con il talk show della politica, raddoppia, perché dalla prossima settimana l'approfondimento del lunedì sera di Antenna 3 andrà in onda anche il martedì, quindi dalla prossima settimana. Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali, le amministrative in 41 comuni del Veneto e anche il referendum popolare confermativo. Allora, per offrire un'informazione ancora più ampia e capillare, Ring raddoppia lo spazio dedicato ai temi caldi della campagna elettorale e ai candidati, per essere sempre aggiornati, per farsi un'opinione, per un'informazione autorevole, libera e di qualità. L'appuntamento dunque con Ring ogni lunedì e martedì alle 21:15 su Antenna 3. Adesso vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano nella giornata di sabato 22 agosto farà sentire energicamente la sua presenza, bel tempo dunque e tanto caldo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi, al massimo solamente con qualche velatura. Pressione in calo però sui settori alpini, dove dal pomeriggio saranno possibili dei temporali localmente anche forti. Clima rovente con temperature minime fino a 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, splendida giornata di sole su tutti i settori della regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sui monti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, dal pomeriggio aumento dell'instabilità con rovesci diffusi localmente anche intensi. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.